Fatta la legge, trovato l'inganno. Questo temono i proprietari di casa, tra i principali contribuenti del fisco, che negli ultimi 2 anni sono stati costretti a pagare il 60% in più rispetto al passato. Il nodo del contendere alla riforma del catasto. Le nuove rendite allineate ai valori di mercato sono destinate a crescere in alcune città fino a 10 volte rispetto ai valori attuali. All'orizzonte si profilerebbe un ulteriore aumento del prelievo fiscale sugli immobili e è inutile dire che è forte la preoccupazione. Preoccupato per questa ingordigia da parte dello Stato, da parte dei comuni, ma da parte dell'apparato pubblico. Confedilizia, con le maggiori associazioni di categoria, ha avviato su tutto il territorio nazionale tavoli di coordinamento per monitorare la situazione attraverso la raccolta dati che saranno confrontati con i valori risultanti da algoritmi di calcolo che considerano la reale condizione di mercato. Il vostro lavoro, quello di raccolta dei dati, a che risultato deve portare? Deve portare a un risultato di verifica, di controllo, quindi di avere una certa banca dati per verificare che poi gli algoritmi di calcolo che stanno alla base della riforma catastale per avere i nuovi valori sia di rendita che di valore degli immobili ai fini catastali. La raccolta dei dati è già iniziata anche in provincia di Belluno. Ai proprietari di casa vedete di portare presso la stazione copia dei vostri atti di compravendita e contratti di locazione 2000, data 2011-2013, per costituire questa banca dati che servirà poi anche per difenderci magari da situazioni che alle volte diventano veramente imbarazzanti e nei quali i proprietari di casa si trovano molto ma molto in seria difficoltà. La spinosa questione sarà al centro del tradizionale convegno annuale di Confedilizia a Cortina il prossimo 2 agosto.